Buongiorno e ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali, oggi venerdì 7 febbraio, allora è il giorno in cui torniamo a parlare poi all'una con Andrea Ferrazzi, con lo spazio di Ecovisioni, e restate con noi perché cercheremo di capire gli effetti della bomba Trump sui mercati, sui dazi, sulle bollette e sul clima, e quindi un po' quello che ci riguarda molto da vicino nel prossimo futuro. Ore 13 quindi con Andrea Ferrazzi, Ecovisioni. Partiamo però con la cronaca, c'è molto da raccontare. Ripartiamo però con la sentenza ieri pomeriggio di uno dei delitti più efferati di Treviso, il delitto di Fiera, con l'impresario edile che fu ucciso prima a sprangate e poi con una coltellata alla gamba. Ieri c'è stata la sentenza. Un omicidio che si era consumato la notte del 22 ottobre 2022 al bar La Musa di Viale 4 Novembre nel quartiere di Fiera. Un violento scontro fra due bande terminato nel sangue. A terra è rimasto Ragip Kolgeci, 52 anni, colpito con una spranga e con un coltello. Per questo delitto sono sfilati davanti alla Corte d'Assisi 10 imputati. La sentenza nel tardo pomeriggio: 2 ergastoli, 4 condanne ed oltre 30 anni complessivi e 4 assoluzioni. In aula Afrin Mangiuca, il 52enne kosovaro che ha inferto a Kolgeci il colpo di coltello letale, ed il 34enne Valmir Gashi, nipote di Afrim, che ha colpito la vittima alla testa con una chiave di quelle usate per cambiare le gomme. Sono stati loro, secondo i giudici, gli autori materiali del delitto, entrambi condannati all'ergastolo con 1 anno di isolamento diurno. Inoltre dovranno risarcire i familiari più stretti della vittima, che sono 5 con 80.000 euro ciascuno. I fratelli dei 2 indagati principali, il 35enne Leonard Gashi e il 54enne Besin Mangiuca, dovranno scontare invece 15 anni a testa per aver impedito ai parenti della vittima di bloccare gli aggressori durante l'agguato mortale. Sentenza ingiusta, commentano i difensori degli imputati. Decisione profondamente ingiusta, profondamente sbagliata, contraria ai principi elementari del diritto, e confido, immagino, che la Corte d'Appello la rettificherà e ricostruirà l'esatto accadimento dei fatti. Sinceramente aspettarsi una sentenza di questo tipo no, assolutamente. C'era il rischio. Siamo forti, siamo abituati a queste possibili soluzioni, però non ce l'aspettavamo sicuramente. Cercheremo di ribaltare l'esito di questa sentenza. Treviso non è la prima volta che ci sorprende con questo tipo di decisioni. Ed ancora 2 anni per il solo possesso di un'arma nei confronti di Bardil Gashi, difeso dall'avvocato Paolo Bottoli, e 8 mesi per lesioni ad Artir Gergi, difeso dall'avvocato Giorgio Pietramala, contro i 24 anni chiesti dalla procura. La parte civile, rappresentata dall'avvocato Fabio Crea, dice: è una sentenza che noi abbiamo chiesto. Ha pesato molto su questa sentenza il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, che è quell'aggravante che appunto determina lo spostamento della pena edittale dell'omicidio fino all'ergastolo. Un agguato mortale scatenato dalla rivalità fra le 2 famiglie, entrambe attive in Italia nel mondo delle costruzioni. Una lite è partita per un prestito di 500 euro che poi è degenerata per gli antichi codici del Canun. Un delitto efferato, la sentenza di primo grado, dalla cronaca di Treviso alla cronaca di Venezia. L'abbiamo raccontato ieri, l'accoltellamento da parte del gestore di un chiosco a un avventore in Piazzale Roma. L'abbiamo raccontato nel servizio di ieri, ma è un caso di cui si parla perché a quanto pare episodi di questo tipo sono all'ordine del giorno. Ilaria Marchiori in Piazzale Roma con l'assessore Costalonga. Buongiorno. Sì, buongiorno a te Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, questo è il sentore che c'è tra chi in questa zona gestisce questo tipo di chioschi, che siano di alimenti, bevande o di souvenir. Innanzitutto vi voglio far vedere come è stato disposto ieri dal questore di Venezia la chiusura di questo chiosco per 15 giorni. Questo appunto per l'episodio avvenuto mercoledì sera. Cos'è successo? Fondamentalmente vi voglio
voglio dire in breve, noi insomma lo sappiamo, però abbiamo anche delle dichiarazioni che sono state rilasciate dal 44enne bengalese che gestisce questo chiosco e che ha accoltellato al braccio questo ragazzo italiano di 28 anni, torinese, ma che frequenta molto la zona di Venezia. Allora, proprio poco prima dell'udienza, ieri mattina, perché è stato processato per direttissima, il 44enne bengalese ha rilasciato una dichiarazione spontanea in cui ha detto: vivo da 20 anni in Italia e non ho mai fatto male a nessuno, a Piazzale Roma però adesso è impossibile lavorare ogni giorno, è pieno di brutta gente che cerca problemi, spaccia droga, non c'è sicurezza. Ma per parlare proprio di questo aspetto, qui appunto, come hai anticipato, c'è l'assessore al commercio del Comune di Venezia, Sebastiano Costalonga. Perché abbiamo deciso di sentire lei, Costalonga? Perché ovviamente, occupandosi del commercio, in qualche modo, insieme anche alla collega Pesce e comunque anche le forze dell'ordine, gioco forza si deve occupare anche lei di sicurezza. Sì, assolutamente, perché poi chi fa attività deve essere sicuramente tutelato dalle forze dell'ordine e dall'amministrazione. Sono sentinelle della città, portano sicurezza e quindi bisogna tenere attenzione a tutte le attività produttive, quindi il collegamento e il rapporto di lavoro stretto tra il mio settore e il settore appunto della sicurezza, della polizia municipale, è continuo e costante. I controlli ci sono. Tra l'altro parlavo proprio oggi con il vicecomandante Franzoi, mi spiegava che oltre quest'estate che noi abbiamo fatto la famosa norma antimovida, dove questi chioschi, diciamo tutta l'area qua di Piazzale Roma, è stata imposta la chiusura alle ore 11 e che aveva portato appunto un miglioramento della situazione, un controllo continuo della polizia e quindi la situazione insomma era sotto controllo. Attualmente non avevamo avuto nessuna indicazione di problemi, tra l'altro la polizia municipale proprio ha una pattuglia che continua a seguire Piazzale Roma fino alla mezzanotte più o meno e non è mai insomma capitato qualcosa di grave. È logico che è una zona, come a Carnevale il prefetto l'ha fatta diventare zona rossa insieme alla stazione. Ecco, infatti ricordiamolo, proprio dal 14 febbraio diventerà zona rossa, come appunto deciso dal prefetto in concomitanza con l'inizio appunto del Carnevale. Sì, perché è una zona, è uno snodo che è facile per raggiungere la terraferma e quindi sicuramente verso sera potrebbe esserci l'assemblamento di persone magari non proprio brave, che si comportano bene, quindi è bene tenerle sotto controllo. Dopo l'evento è un evento insomma così, è un accidentale, lo dico nel senso che sicuramente il gesto è da colpevolizzare, però quanto ho capito insomma ha portato all'esasperazione chi opera. Ecco, perché ricordiamo che questo cliente era, secondo quanto è stato riferito, era ubriaco e da ore chiedeva di poter bere. Ovviamente il titolare bengalese non gli ha somministrato altri alcolici, anche perché incorrerebbe in una sanzione, come sappiamo, ma questa persona ha iniziato a diventare fastidiosa, gli ha lanciato all'interno delle monete, evidentemente ha perso il controllo. Sì, tra l'altro è penale, tra l'altro anche dare da bere, cioè non è solo la sanzione, si interviene se appunto si continua a dare da bere alle persone già ubriache, si rischia direttamente, quindi sicuramente non si deve arrivare al coltello, perché purtroppo qua sembra che il coltello sia facile e assolutamente non si deve arrivare a questo. È incredibile che purtroppo stanno accadendo una serie di episodi, vuol dire che molto probabilmente anche il segnale che deve dare la politica e soprattutto le leggi che devono essere trasformate devono andare controtendenza, perché ormai l'Europa, i buonisti stanno cercando di dare invece un segnale di avvicinamento, ma il troppo essere buoni, troppo molli, poi si rischia che il messaggio arriva distorto, che ognuno può fare quel che vuole. Molto probabilmente chi delinque, anche con piccole delinquenze, perché magari si deve insomma cercare di intervenire perché chi delinque venga preso, messo dove deve stare e che non esca da galera. Grazie all'assessore Costalonga, qui da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Noi invece lasciamo la cronaca per un attimo, andiamo a Vicenza, dove questa mattina degli operai sono saliti su una gru per protestare
contro l'assenza di stipendio da mesi sono gli operai degli appalti del cantiere del villaggio americano di Vicenza. Con noi, per noi sul posto, vedete le immagini della gru, e fra poco vedrete anche l'operaio sopra la gru. C'è Daniele Garbin. Buongiorno Daniele. Okay. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a te e ai telespettatori. Confermo, in questo momento proprio le potete vedere proprio alle nostre spalle, gli operai sono ancora asserragliati sulla gru, insomma un paio, tre, insomma sono lì da questa mattina, sono saliti proprio perché chiedono il pagamento degli stipendi. È una situazione grave, come il Riccardo Martini della filiale CGIL che li ha seguiti, non è la prima volta che succede, solo che ultimamente perché sono andati, insomma è un problema di subappalti, no? Sì, assolutamente, questo è quello che è la fotografia praticamente di quello che la norma permette nei lavori edili, quindi negli appalti. Sì, questi sono in sostanza l'ultima ruota del carro, l'ultima azienda di una serie di subappalti, e alla fine questi lavoratori che hanno lavorato onestamente sono lì mettendo a repentaglio la propria vita per cercare di recuperare il proprio salario che non gli è stato retribuito. Ecco, ricordiamo che è un cantiere che dura da oltre 1 anno e mezzo, questa è una zona che si sta anche espandendo, cambiando, una trasformazione profonda. Sono previsti cantieri molto importanti che dureranno per i prossimi 4-5 anni, quindi il modo di procedere è anche importante che venga definito per evitare situazioni come questa. Sì, esatto, serve assolutamente prevenire queste situazioni, ma non solo per una questione di sicurezza, ma per una questione di giustizia sociale, mi viene da dire. Cioè chi lavora ha diritto di essere retribuito per il lavoro che svolge, e non può essere che debba, come dire, ricorrere a queste situazioni e a mettere a repentaglio la propria vita, che già è a repentaglio, voglio dire, lavorando tutti i giorni in maniera onesta nei lavori, insomma, in questi cantieri, e non riuscire nemmeno a prendere il proprio salario. Quindi questo va assolutamente risolto e prevenuto. Infatti questa mattina quello che si scandalizzava è che comunque il cantiere andava avanti nonostante gli operai erano lì, no? Sì, esatto, cosa che invece non era successa ieri, perché la cosa si era ripetuta proprio ieri, è iniziata ieri questa prima protesta. Siamo venuti qui al cantiere, abbiamo parlato con i responsabili di ICM, che è il gruppo appunto che ha preso l'opera, e pareva che fosse tutto risolto, invece in realtà oggi la cosa si è ripetuta. Ieri hanno fermato i lavori, oggi invece per un certo momento, per un'oretta abbondante, i camion transitavano tranquillamente sotto le gru dove i lavoratori erano appesi e in quota, quindi con il rischio anche di farli cadere. Quindi questa è stata un po' anche, voglio dire, una sorpresa, una veramente surreale, ecco, perché la prima cosa che si deve fare in questi casi, io penso, sia proprio quella di mettere in sicurezza tutti quanti, voglio dire. Ecco Nicola, prima di lasciare la linea, abbiamo proprio assistito poco fa anche a una telefonata, avete sentito la prefettura, qual è l'ultimo aggiornamento proprio col prefetto e il questore? Sì, allora la prefettura ha dato disponibilità di aprire un tavolo di discussione per cercare di risolvere questa vertenza. Il fatto che noi al tavolo abbiamo bisogno che si sieda ICM, perché altrimenti non credo che riusciremo a risolvere la questione con i titolari dei lavoratori che sono appesi alla gru, perché anche un po' per la responsabilità in solido che di solito è prevista all'interno dei cantieri, serve che la capofila, diciamo così, sia seduta al tavolo e che ci possa, insomma, possa intervenire per sanare la questione. Ecco, intanto noi continueremo a monitorare la situazione, intanto ringraziamo. Grazie a voi. E Nicola, restituisco la linea. Grazie a Daniele Garbin, quindi vediamo se poi scenderanno dalla gru. C'è chi ha grossi problemi di lavoro con lo stipendio che non arriva addirittura una protesta così eclatante, c'è chi invece non ha più una casa, come un uomo di San Biagio di Callalta, Danilo Furlanetto, sfrattato e invalido, che vive in auto con cani e gatti. È con lui Cristian Arboit. Buongiorno Cristian. Luca. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3, anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Il signor Danilo è qui con noi. Buongiorno Danilo. Allora, mi stava un po' illustrando questa sua auto, questa sua Ford Fiesta rossa che è diventata una sorta di monolocale in questi giorni difficili. Cucinino, pane, cucina. Io vivo qua con i miei cani lì dietro, e niente, mi serviva, adesso sono un po' impedito, ma
Senta signor Danilo, lei molto semplicemente la sua storia è questa, lei viveva in un appartamento, è finito il contratto di locazione, ecco, e quindi alla fin fine si è ritrovato a terra, per un periodo anche vissuto nel garage di questa abitazione. Abbiamo vissuto 3 mesi nel garage, poi la padrona di casa ha visto che dormivo là e ha smesso di farci stare là mentre teneva i cani, però nel garage teneva i cani, e fino a quando hanno ristrutturato che loro sono andati a debitare. Adesso non lei quindi diciamo ha dormito in un garage, poi dopo la tragedia che era successa, dopo la tragedia successa a Treviso nell'autunno scorso, non ha voluto che succedesse in casa sua e non ci ha fatto più stare là. Quindi lei ha dovuto lasciare anche il garage. Sì, ho lasciato il garage e adesso hanno ristrutturato casa e il garage serve a loro e io sono coi cani in un parcheggio praticamente di un parco, di un resort, di un residence dove mio fratello vive. Qui siamo, lo diciamo per il pubblico a casa, siamo a San Biagio di Callalta, nel parcheggio presso la vecchia Pieve, per intenderci, il vecchio campanile. E qui i cani del signor Danilo possono stare liberi, possono prendere un po' di aria. Sono bravi, sì, un po' di aria, ci sgranchiamo perché stiamo tutto il giorno in macchina da 5 giorni ormai, 6 giorni. 5-6 giorni che lei dorme in macchina la notte. 4 notti che dormo in macchina. È dura? Sì, è dura, sì. Credevo di più, però sì, è dura. Vorrei stare più comodo. Perché lei con suo fratello avete trovato una collocazione temporanea in una bed and breakfast di Breda di Piave sostanzialmente, però lei proprio perché vuole stare accanto a queste creature non lasciarli da soli in macchina la notte, io vado su a dormire nel divano, non sto in macchina con loro piuttosto, e poi mi fanno più compagnia, fanno loro più compagnia a me che io a loro. Ecco, la sua è una storia di amore anche per gli animali, ma è una storia emblematica della difficoltà a reperire, a trovare un appartamento, un posto adeguato. Potrei prendere un appartamento in affitto e poi trasferirmi là, ma non sono affatto così coi cani. Ecco, perché ecco, diciamolo anche a chi ci sta seguendo da casa. E il signor Danilo dice: io sono disposto anche a pagare, cioè certo, nel senso lei non chiede niente. No, non chiedo soldi, forse è più facile chiedere soldi che un appartamento in affitto. In questi tempi senza dubbio. Sì. No, fanno difficoltà anche famiglie con bambini per questo, però 5 cani non sono pochi. E lei da questi cani non vuole separarsi? Ho sottovalutato la situazione quando ci è arrivato il fine contratto. E abbiamo Pensava cercato che sarebbe stato più facile. Più facile, sì, non avendo problemi di liquidità, perché Luca lavora, io un po' di soldi li ho di pensione. Luca è suo fratello, quindi ecco, non è una situazione di indigenza, è proprio una situazione di difficoltà nel reperire un appartamento. Uno spazio e un tetto. Magari al piano terra dove un recinto piccolo. Basta perché camminare si può uscire, però libertà, siamo prigionieri in macchina. Prigionieri in macchina. Il signor Danilo ha raccontato la sua storia, Nicola, sui social. Ci sono tante persone che si stanno mobilitando. Per esempio, ecco, vedete Dora, non so se mi puoi un attimo raggiungere. Dora è una residente qui di San Biagio, voi vi state mobilitando? Sì, certo, quello che si può fare proviamo. Quindi insomma c'è un passaparola, state tentando anche voi di capire se c'è una disponibilità di un immobile. Esatto, soprattutto con gli animali, ma ci proviamo. Grazie Dora. Ecco, perché tutti si stanno mobilitando, si sta mobilitando anche il comune. Il signor Danilo questa mattina era negli uffici dei servizi sociali. Ecco, con noi l'assessore Alessia Zanetti. Ecco, l'assessore può mettersi qui, che così, perché il sole purtroppo. Voi vi state interessando della questione, forse avete trovato una prima
soluzione, un primo compromesso. Sì, esatto, buongiorno a tutti. Allora, la questione era già, Danilo era già venuto nei nostri uffici, era attenzionato agli uffici sociali, chiaramente non si poteva fare una pubblicità, l'importante era appunto mettere in sicurezza il signor Danilo, soprattutto per la sua salute, cosa che abbiamo riscontrato ancora a maggior ragione questa mattina, ne abbiamo riparlato insieme con l'ufficio sociale e chiaramente è venuta in primis un accordo, diciamo che l'importante è la salute del signor Danilo, ma non di meno i suoi animali, che sono una famiglia per lui. Quindi stiamo cercando di ragionare in due viste diverse, quindi il signor Danilo appunto dormirà al sicuro, speriamo già da stanotte, cosa che appunto il signor Danilo ci ha confermato, e chiaramente i cani in sicurezza, quando poi di notte e di giorno potrà andare a recuperare, a farli sgambare, è cosa importante. Quindi i cani potrebbero essere ospitati già nelle prossime ore per le ore notturne presso il canile di Roncade? Sì, questa è un'ipotesi, stiamo appunto confermando con le convenzioni in atto che abbiamo appunto con la polizia locale, e questa era la nostra priorità, mettere in sicurezza sia per salute il signor Danilo che i cani. In modo che non dorma appunto in macchina e abbia la garanzia che i cani possono stare bene durante le ore notturne e poi il giorno certo. andarli a incontrare. Assolutamente, la cosa non va divisa, sono una cosa sola, noi lo abbiamo confermato, lo confermiamo tuttora, non vogliamo dividere nessuno, è solo una cosa temporanea. Facciamo questa prova perché anche il signor Danilo ne ha bisogno, e è giusto dormire proprio per rimettersi in sicurezza e in salute, soprattutto anche mentalmente, quindi lo auguriamo presto, ecco. Grazie Assessore Alessia Zanetti. Danilo, allora lanciamo un ultimo appello ai nostri tanti telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Cosa cerca? Cerco un appartamento, una tana dove stare, un tetto sicuro, se chiuso con recintato, magari disposti a pagare l'affitto. No, il giusto, sì. Quindi per lei, suo fratello e i cani. È una gatta che devo trovare. Perché ha perso la gatta? Sì, durante il trasloco il trambusto si è allontanata dal garage e la stiamo cercando, sono 4 giorni che non la trovo, ma spero, sono bravi vicini, hanno gatti e cani. Quindi di riunirvi tutti insieme. Sì, certo, sì. Danilo, grazie davvero, grazie per aver condiviso la sua testimonianza, grazie all'assessore, grazie ad Ora, grazie anche al fratello di Danilo e grazie appunto a questi 5 cani che sono stati davvero bravissimi durante questo collegamento. È tutto, Nicola da San Biagio di Callalta, ti restituisco la linea. Grazie a Cristian Arboit, vedremo allora se questo appello troverà qualche risposta. Di emergenza casa parleremo fra poco, perché è da poco conclusa una conferenza stampa del Partito Democratico regionale proprio sull'emergenza abitativa, e quindi il piano per l'emergenza abitativa o le proposte del Partito Democratico, lo vedremo fra poco. Prima però torniamo a Vicenza. Oggi non solo il caso degli operai saliti sulla gru perché senza stipendio da mesi, ma continua il processo FAS, associazioni e mamme no FAS in presidio davanti al Tribunale, dove c'è in corso il processo Miteni sull'inquinamento. Per noi Luisa Bertini e Simone Squarcina, vediamo com'è andata. Un presidio davanti al Tribunale di Vicenza, organizzato da tutte le associazioni ambientaliste del territorio, presenti anche le mamme no PFAS. Sono in compagnia con Silvana Fanelli della CGIL del Veneto e con l'assessore all'ambiente del Comune di Vicenza, Sara Baldinato. Il perché di questo presidio? Il presidio è legato al fatto che siamo alle fasi conclusive del processo Miteni, nelle quali le associazioni, la CGIL sono costituite parte civile, per verificare che venga fatta giustizia di un inquinamento che è uno degli inquinamenti più grandi a livello europeo. Noi vogliamo che ci sia un giudizio vero su quello che è successo, cioè sulla predominanza delle scelte e del profitto di un sistema imprenditoriale che punta al profitto a danno della collettività, e l'inquinamento da FAS il danno alla collettività l'ha creato, ai lavoratori, ai cittadini, al territorio, all'ambiente. Bisogna cambiare per noi modello di sviluppo e tenere insieme
il lavoro con l'ambiente, con la tutela della salute delle persone. Ecco, Assessore, anche il Comune di Vicenza in rappresentanza qui al Presidio. Sì, era dovuto esserci qui oggi, abbiamo sentito anche degli interventi molto belli dei ragazzi della zona che hanno parlato e ci hanno ricordato quello che dice l'articolo 9 della nostra Costituzione, che ogni cosa deve essere fatta anche in previsione della tutela delle future generazioni. Ecco, questo forse non è stato fatto, c'è l'impegno, il Comune di Vicenza c'è, abbiamo presentato e approvato una mozione ancora a luglio dell'anno scorso in cui chiediamo proprio che non ci siano più i FAS in produzione a meno che non siano strettamente necessari. Questa mozione l'abbiamo spedita al Ministero della Salute, al Ministero dell'Ambiente e allo stesso Presidente del Consiglio. Oltre a questo abbiamo istituito l'osservatorio FAS e questo osservatorio con il sindaco e me qualche giorno fa ha incontrato proprio una delegazione delle mamme no FAS per capire insieme a loro e ascoltare da loro stesse quello che è la loro realtà e quindi cerchiamo con l'osservatorio stesso di tradurre in termini anche molto più semplici di quello che è leggibile dai siti istituzionali qual è la situazione reale per renderla proprio, come dire, leggibile e intellegibile dai nostri stessi concittadini. Ecco, l'avete sentito, tema dell'ambiente al centro dell'attenzione, un presidio che è partito stamattina. Allora questo il contributo di Luisa Bertini da Vicenza. Allora noi facciamo così, andiamo in pubblicità e poi di nuovo in diretta. Quando ho realizzato la cosa sono scappata in strada e lui l'ho chiuso dentro la macchina. Se fosse stato con me, intanto, prima cosa, al di là di non saprei cosa sarei riuscita a tirar fuori io e seconda cosa il trauma che avrebbe provocato a mio figlio, non mi sarei mai giustificata la cosa. Passate da poco le 9 di sera al ritorno dalla palestra. Il figlio di 6 anni che faceva i capricci e per questo lasciato in macchina qualche minuto nel parcheggio di casa. Il tempo di aprire la porta, appoggiare le borse e andarlo a recuperare con calma. Una decisione che si è rivelata salvifica e che ha tutelato il piccolo dall'incontro diretto con i ladri. Il cane in preda alla paura, in preda al panico, si è spaventato, ha fatto i suoi bisogni dappertutto. Quando sono entrata pensavo ho detto proprio Martino cosa hai combinato e loro mi hanno vista entrare e sono scappati da quella porta. Entrati dal campo incolto dietro casa, i malviventi hanno forzato la rete di ferro e sono sgattaiolati nel cortile per sfuggire ai sensori di movimento della lampada. Sono entrati da qua, hanno forato qua, tolto la cornice e dal vetro, poi qua c'era sulla chiave, con un filino di ferro hanno girato. Indisturbati hanno rovistato per la casa senza risparmiare nessuna stanza e accendendo tutte le luci. Cercavano oro e soldi e hanno trovato la musigna del bimbo e hanno svuotato quella e hanno scelto solo le monetine più grandi. Hanno spostato addirittura le piastrelle, quelle di scorta del bagno, tutto. Hanno trovato la cassaforte io l'avevo lasciata aperta e congelatore, tutto, anche le scatole di viti, tutto hanno buttato per terra. Erano con una tuta nera e un cappellino di nero in testa, non erano coperti il volto, erano due ragazzi giovani, sembianze dell'est comunque, perché è una pelle molto chiara, e non erano, io da quello che ho ricordo non erano armati, ma avevano, uno mi sembrava un piede di porco, l'altro un altro attrezzo. Io nel momento che li ho visti ho urlato aiuto e sono arrivati i miei vicini a soccorrermi. Io sono scappata in mezzo alla strada perché appunto pensavo ci fosse una terza persona all'interno. In realtà poi loro sono scappati da questo campo qui, sono saltati dalla vicina per star più veloci, si sono diretti verso questo campo qui e c'era una macchina là dietro sul campo che li aspettava. Dalla sera del colpo Mara non è più riuscita a stare a casa sua. Con il compagno e il bambino stanno infatti dormendo dalla madre di lei finché la paura più grande non passerà. Siamo attivati con un gruppo da quando ci sono stati e abbiamo fatto un bel gruppo e ci avvisiamo. Serrature scassinate, irruzioni in casa e oro rubato, ma soprattutto tanta paura. Dopo il raid dei furti che l'estate scorsa aveva tenuto Salgareda con il fiato sospeso per settimane, i cittadini delle vie più colpite, via Dante, via Verdi, via Soldati, via della Repubblica, sono corsi ai ripari. Facendo rete, sì, ci mandiamo i messaggi e così cerchiamo di salvaguardarci un po'. Alla notte ci sentiamo, noi abbiamo anche il cane che ci avvisa, usciamo
dal balcone a controllare se c'è qualcosa e ci sentiamo più sicuri. Non dare più nessun rumore per scontato, passaparola installazione di allarmi e telecamere di videosorveglianza. Le testimonianze in Via Verdi si susseguono. Hanno tentato di entrare perché io avevo buio, mio marito era sopra che si guardava la TV, dalla finestra sempre del bagno, ha sentito un colpo, al secondo, al terzo è sceso, scendendo al terzo, loro probabilmente accendendo le luci se ne sono andati, avevano tentato, se non eravamo a casa erano dentro. Abbiamo messo l'allarme. Non solo gruppi WhatsApp delle vie tra i conoscenti, ma anche quello di controllo di vicinato presente anche su Facebook. Funziona molto bene con più di 200 membri, facciamo rete, nel senso quando succede qualcosa noi segnaliamo. Abbiamo una videosorveglianza in tutto il paese, funziona, abbiamo tanti punti luci. Piccole precauzioni le prendo. Quello che mi dà fastidio è che se uno vede un ladro che entra dentro casa non puoi fare niente. Difatti ho intenzione di mettere un cartello qui. I miei parenti hanno le chiavi. Gli amici mi avvisano, il postino suona. Se ti trovo dentro casa, per me sei un ladro e dipende dalla mia proprietà. Siamo rientrati dunque nella nostra prima edizione con l'emergenza furti un po' in tutta la Marca, lo sappiamo è un problema che riguarda tutte le province del Veneto, restiamo nella Marca, torniamo a Treviso, anche qui ladri in azione in centro, con due giovani che hanno tentato di svaligiare diversi appartamenti in un condominio dopo aver forzato a spallate il portoncino del palazzo. La polizia le ha rintracciate, una ha 24 anni, la complice, pensate, ne ha appena 15. Con alcune spallate hanno forzato il portoncino d'ingresso di un condominio di Viccolo Biscaro a Treviso e poi, utilizzando due grossi cacciaviti, hanno cercato di scassinare le porte di diversi appartamenti. È metà mattina quando alcuni condomini notano due ragazze aggirarsi con atteggiamento sospetto sulle scale del palazzo. Subito è stato chiamato il 113. I poliziotti, giunti poco dopo sul posto, hanno trovato le due giovani ancora nell'androne condominiale mentre cercavano di allontanarsi in tutta fretta. Le due donne sono state bloccate, una ha 24 anni e diversi precedenti specifici, l'altra di anni ne ha appena 15. Addosso avevano i cacciaviti usati per provare ad entrare negli appartamenti, diversi dei quali presentavano infatti segni di effrazione sulla porta. I danni maggiori all'abitazione di un'anziana. Quando sono rientrata non sono riuscita a aprire la porta, cioè delle due serrature, una funzionava e la seconda, quella più in basso, no, proprio la chiave non entrava, al momento non ho immaginato che fossero stati i ladri. Sono andata al negozio qua della bottega della chiave e gentilmente sono venuti su e hanno capito insomma che era stata forzata. Fortunatamente le ladre non sono riuscite ad entrare negli appartamenti. La segnalazione dei condomini ed il pronto intervento della polizia ha evitato il peggio. La 24enne è stata arrestata per tentato furto, arresto convalidato dall'autorità giudiziaria con applicazione del divieto di dimora in Veneto. Sempre per tentato furto è stata denunciata la complice quindicenne. Allora, uno dei problemi a Treviso non è solo quello della sicurezza, ma anche quello della casa, lo sappiamo bene, e invece sempre nella Marca abbiamo raccontato prima in diretta con Cristian Arboit di un signore che sfrattato, invalido, vive in un'auto con i suoi animali. Non è in questo caso, l'abbiamo raccontato, una questione di indigenza, ma proprio di impossibilità di trovare un alloggio, quindi ha un problema che non riguarda soltanto ormai più gli indigenti, ma anche le fasce medie, ed è un problema, un'emergenza davvero grave alla quale il Partito Democratico cerca di far fronte con un piano proprio per l'emergenza a casa. Questa mattina da poco conclusa una conferenza stampa del Partito Democratico regionale con le proposte per far fronte a questa emergenza. Francesco Ratai per noi in diretta. Buongiorno Francesco. Buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Dicevi bene, emergenza casa, la difficoltà per i veneti, giovani e meno giovani, di trovare un alloggio che sia in affitto o che sia con l'acquisto tramite un mutuo. Se ne è parlato appunto qui, siamo nella sede del Partito Democratico del Veneto, con me c'è il segretario regionale Andrea Martella, al quale chiediamo, avete quindi
stilato 5 punti che volete portare avanti quando sarete al governo. Sì, innanzitutto mi lasci dire, buongiorno Zanetti, che per quanto ci riguarda l'emergenza casa è una delle sfide più importanti del nostro tempo e che riguarda anche la nostra regione, dove la situazione ha assunto dei caratteri veramente preoccupanti e quindi, siccome riteniamo che il diritto alla casa sia essenziale, non debba essere considerato un lusso, abbiamo lanciato oggi una proposta molto precisa in 5 punti, come veniva ricordato, per un piano casa per l'abitare in Veneto. Si tratta innanzitutto di pensare ad un'agenzia regionale per la casa che possa coordinare le politiche abitative, di ristrutturazione del patrimonio edilizio e di costruzione di nuovi alloggi, di individuare le risorse per farlo. Abbiamo detto 50 milioni all'anno per i prossimi 5 anni per realizzare questo tipo di interventi, un piano per tutelare i più deboli contro la morosità incolpevole e quelli che subiscono sfratti, ancora una serie di interventi per l'alloggio degli studenti e dei lavoratori e delle misure fiscali anche per consentire che chi viene nella nostra regione perché vince un concorso possa pagare un affitto. Si tratta di una proposta, io credo, centrale, sarà centrale anche nel nostro programma in vista delle prossime elezioni regionali, perché in Veneto e in molte città del Veneto, ma non solo nelle città, i prezzi sono alle stelle, le case in affitto non si trovano, l'edilizia pubblica residenziale non vede investimenti nemmeno di manutenzione da molto tempo e quindi è necessario intervenire verso molte famiglie che si trovano in una condizione di oggettiva difficoltà. Ecco, pensate che dai dati che il Partito Democratico ha elaborato sono 49.000 gli alloggi di edilizia popolare nella nostra regione e per la necessità che ci sono nella nostra regione ce ne vorrebbero altri 20.000. Sì, questo è il calcolo che noi abbiamo fatto, che naturalmente poggia su uno studio realistico del fabbisogno e naturalmente va anche detto che ci sono 580.000 alloggi che sono sfitti, non utilizzati, che dovrebbero essere oggetto di manutenzione. Va detto che ci sono più di 4.000 persone che vivono che non hanno una dimora, che anche la povertà aumenta nella nostra regione, quindi tutti questi interventi sono necessari. Noi, mentre gli altri litigano, mi riferisco al centrodestra, si occupano di raccogliere firme per Zaia o per non so chi, in maniera, come ho detto, anche un po' patetica, noi invece continuiamo a occuparci dei problemi delle persone e la sanità e la casa sono sicuramente 2 emergenze a cui fare fronte. Ecco, Francesco, ecco questi i punti fondamentali trattati qui oggi. Francesco, sì, Nicola, dimmi tutto. Ecco, la cosa particolare di questi ultimi tempi, e lo dicevo prima, è che mentre un tempo l'emergenza casa riguardava la fascia di indigenza, ormai è un problema che riguarda anche chi non ha problemi o comunque non ha gravi problemi economici, e questo è l'allarme, il passo successivo dell'allarme. Esattamente, ricordano da studio il fatto che se prima l'emergenza casa era qualcosa che riguardava i ceti più bassi, adesso anche chi ha un lavoro si trova in difficoltà a trovare un affitto o ad acquistare una casa. È un'emergenza quindi che sta dilagando. Assolutamente, e ha a che fare con l'attrattività anche della nostra regione, perché se uno vince un concorso o vuole venire a lavorare o semplicemente lavora in un'impresa e non trova la casa, si trova in condizioni che non gli permettono di continuare il proprio percorso professionale e lavorativo, ma anche di dare un contributo alla nostra crescita. E quindi non riguarda solamente appunto i ceti meno abbienti, ma sta riguardando oggi nel complesso una gran parte della nostra popolazione. È per questo che bisogna intervenire con un intervento pubblico e non lasciare che sia il mercato a dirimere questa situazione, come invece colpevolmente ha fatto la Regione Veneto nel corso di questi anni.
Ecco, quindi molto chiaro l'intervento che il Partito Democratico vuole mettere in campo per risolvere quella che appunto è un'emergenza dilagante. Nicola, ci sono altre domande? No, grazie, esaustivo. Perfetto, grazie allora. Grazie a Francesco Rattai. Buona giornata. Grazie al segretario del Partito Democratico, il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Allora, c'è un'altra invece emergenza che riguarda i nostri territori, soprattutto nel Padovano, ma non solo. È l'emergenza dei cinghiali che stanno devastando i Colli Euganei. Continua la lotta senza quartiere alla proliferazione dei cinghiali. È stato inaugurato un centro di stoccaggio delle carcasse a Rovolon. Sentiamo Ferdinando Garavello. Siamo a Bastia di Rovolon, siamo all'ombra dei Colli Euganei, dove da tanti anni c'è un problema, il problema dei cinghiali. Oggi qui si fa un passo avanti verso la soluzione di questo problema. C'è l'inaugurazione di un centro di stoccaggio legato alla selezione dei cinghiali, ma ci spiega tutto il presidente del Parco regionale dei Colli Euganei, Alessandro Frizzarin. Sì, oggi andiamo ad inaugurare questa importante struttura per la lotta al contenimento dei cinghiali. È il nuovo centro di stoccaggio, di lavorazione dei cinghiali che vengono catturati, che si va ad aggiungere a quello già presente a Galzignano. Una struttura che sarà a servizio del personale faunistico del parco, dei controllori che potranno, dopo che sono state effettuate le catture, compiere le lavorazioni e gli esami biometrici e gli esami che rilevano, diciamo, eventuali malattie o virus ai cinghiali, e che poi appunto permetterà lo stoccaggio in attesa che i capi che sono stati catturati poi vengano portati al macello. Una struttura molto importante che è stata realizzata grazie al contributo fondamentale di Regione Veneto e che vede proprio l'unione e la sinergia delle forze nel contenimento, insomma, di questa problematica dei cinghiali, e che vede impegnate, oltre alla squadra faunistica, i controllori che effettuano appunto le catture tramite gli abbattimenti e da postazione fissa e tramite le gabbie, insomma. Presidente, stiamo facendo passi in avanti nella lotta a questa specie così invasiva per i Colli Euganei? Sì, invasiva sia per quanto riguarda la biodiversità, ma soprattutto anche per quanto riguarda le colture agroalimentari, ma anche dannosa per l'uomo perché provoca molti incidenti, provoca degli incidenti anche pericolosi per l'incolumità pubblica e anche in fase di prevenzione per la PSA. Il cinghiale è presente nei Colli Euganei dal 1997, sono stati fatti dei passi da gigante e nel 2023 la riduzione è stata circa del 12%, nel 2024 del 13%, quindi andiamo nella direzione di un considerevole decremento della popolazione dei cinghiali. L'imperativo però è quello di non abbassare la guardia, di continuare su questa via. Naturalmente nel seguito della nostra informazione avremo altri dettagli, altri approfondimenti su questo passo piuttosto importante per la lotta ai cinghiali. Per ora da Bastia di Rovolon è tutto, ringraziamo il presidente del Parco Colli, Alessandro Frizzarin. Grazie anche a Ferdinando Garavello. Lasciamo questo tema e torniamo alla cronaca. Le tracce portano dalla Svizzera alla Spagna. Parliamo di una mamma che viveva nella Marca Trevigiana, del Trevigiano, che è scappata di fatto dall'Italia portandosi via la figlia, e c'è da inizio anno l'appello disperato del papà che abita nel Padovano che non vede più la sua piccola di 8 anni. Ha raccolto la sua testimonianza Valentina Visentin. Chiedo ai familiari della mia ex compagna di scrivermi, di tenerci in contatto, di dare informazioni alla procura in maniera tale che mia bimba possa tornare alla sua vita e ai suoi amici. L'ultima volta che ha visto sua figlia era il 28 dicembre. L'appello disperato di questo giovane papà padovano. La sua ex moglie, che vive in provincia di Treviso, all'indomani della festa per il compleanno della piccola è partita in fretta e furia per la Svizzera portando con sé la bambina e non ha più fatto rientro in Italia. Il giorno 3 gennaio mi sono presentato presso la casa della mia ex compagna, però ho notato da subito che non era più presente il nome sul campanello,
e sulla bocca delle lettere. Da lì gli ho chiesto maggiori informazioni e mi ha detto che era nei pressi di Zurigo e il giorno seguente mi comunicava che erano in Spagna. Durante l'ultima videochiamata con la bambina ho appreso che erano ancora in Spagna e questo era l'8 di gennaio, l'ultima volta in cui ho visto mia figlia. Da settimane non ci sono più contatti, nemmeno al telefono. La madre della piccola sembra svanita nel nulla e non risponde alle chiamate. L'ipotesi è che dopo la Svizzera, dove vive il fratello, sia fuggita in Spagna. Successivamente con la videochiamata la mia ex compagna mi comunicava che sarebbero tornati in Svizzera. Però il mio timore è che sia stato solamente per depistarci. Chiedo anche alla procura di accelerare con le indagini perché i giorni passano e la piccola potrebbe perdere anche l'anno di scuola. La procura di Treviso si sta occupando delle indagini. Il passaporto della piccola è stato revocato ed è stato disposto l'affidamento esclusivo della bambina al papà, che si rivolge alla sua piccola con queste parole. Tesoro, tranquilla che tra poco tornerai dai tuoi amici, dalla tua famiglia, del tuo ambiente, alla tua scuola, dalle tue maestre, da tutte quelle persone che ti vogliono bene da morire, tesoro mio. Ti aspettiamo a braccia aperte, non vediamo l'ora di rivedere il tuo sorriso, tesoro. Lo straziante appello di un papà raccolto da Valentina Visentin, le strazianti parole di un papà ieri pomeriggio a Valdobbiadene. Parliamo dell'addio dei funerali di David Agostinetto, il ventenne che la notte tra sabato e domenica è morto nel terribile schianto della sua auto finita in un vigneto a Valdobbiadene. Oltre 1 migliaio di persone ieri pomeriggio per i funerali. Oltre 1000 persone hanno partecipato ai funerali di David Agostinetto, il giovane operaio ventenne tragicamente scomparso in un incidente stradale nella tarda serata di sabato scorso. David, operaio presso la cantina Ruggeri, aveva trascorso la serata con gli amici per una pizza in compagnia. Purtroppo, durante il tragitto verso la casa della fidanzata Anna Maria, la sua Panda è uscita di strada finendo tra i vigneti. David è stato sbalzato dall'abitacolo, perdendo tragicamente la vita. La nostra Chiesa oggi sembra incapace di contenersi, tanto è numerosa la presenza di chi vuole in questo momento farsi vicino alla famiglia così provata dal dolore. Il tuo sorriso, la tua bontà e la tua forza ti renderanno indimenticabile, continua a sostenerci da lassù. Si leggeva su alcune lenzuola appese al cavalcavia per arrivare a Valdobbiadene, messe dagli amici di David. Commozione ha suscitato anche il saluto dei suoi colleghi di lavoro. Per noi non eri solo un collega, eri più di un amico, dalla parte della famiglia, un fratello. Ora ti immaginiamo a camminare in mezzo ai filari infiniti. E degli amici della contrada di Villanova, di cui il giovane faceva parte. Poi buon viaggio e non perdere mai questo sorriso così contagioso. La tua squadra viola. Infine i familiari hanno accompagnato papà Virgilio sull'altare, dove ha ringraziato tutti, inclusi i soccorritori del figlio. Avrei un piacere da chiedervi. Quando andate a casa, tra un'ora, 2, questa sera, abbracciate forte i vostri figli, baciateli anche a nome nostro, perché queste bellissime creature sotto la luce della luna non c'è né diamanti né oro che ne può comprare una. Grazie a tutti voi. Al termine della cerimonia funebre, molti palloncini verdi sono stati liberati in cielo in onore di David. Un addio toccante e indimenticabile per un giovane che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha conosciuto. Il tema della sanità ha presentato il nuovo direttivo dell'Ordine dei Medici di Padova. Tra i temi principali su cui lavorare il rapporto con i pazienti e anche ovviamente la tematica della sicurezza nei confronti dei pazienti, la riforma dei medici di base.
Il rinnovato Ordine dei Medici di Padova si presenta con 9.183 iscritti, è l'associazione provinciale più grande del nord-est. Finita l'era Crisarà, ora il timone passa al dottor Filippo Crimì, radiologo e ricercatore universitario. Molti i temi su cui lavorare per il nuovo Consiglio. Noi vorremmo investire molto nella formazione, vorremmo che l'Ordine diventi provider ECM, quindi sia in grado di erogare direttamente i corsi di formazione ai colleghi. Vorremmo anche riagganciare il rapporto con la cittadinanza attraverso dei corsi di formazione, di educazione sanitaria che vorremmo proporre alle scuole. Tra gli obiettivi proprio quello di riallacciare il rapporto medico-paziente. Noi crediamo molto anche la possibilità di fare che siano eventi, che siano anche corsi partendo dalle scuole, proprio in cui il medico si interfaccia con la popolazione. A volte siamo un po' creduti in torri d'avorio oppure non contattabili, magari difficilmente anche proprio per quelli che sono gli interrogativi che la popolazione ha in merito alla sua salute. Sul tavolo di discussione anche la riforma dei medici di medicina generale. Tra le proposte l'assunzione come dipendenti del sistema sanitario nazionale dei medici di base. Per il presidente Crimì non basta questo a riformare il settore. Servirebbe proprio una riforma strutturale della medicina del territorio, è ovviamente uno dei settori cardine, insieme al pronto soccorso è il front office della sanità e quindi bisogna investirci molto anche per dare una risposta concreta ai cittadini, visto che peraltro il medico di medicina generale è una professione sempre meno scelta proprio per le difficoltà che c'è nell'esperire bene il compito. I medici di base sono sempre meno, lo certificano i dati di uno studio della Bocconi che parlano di 10.000 professionisti persi dal 2009 ad oggi. È un sistema che già da qualche anno, dati alla mano, sta dimostrando che sta cercando di reggere con gli strumenti che ha, cioè significa un depauperamento di quello che è il capitale umano, sono sempre meno i medici in medicina generale, non per colpa di particolari cataclismi, ma semplicemente perché la gobba pensionistica sta arrivando al suo apice in questi anni, e dall'altro una mancata programmazione da parte delle regioni sui finanziamenti delle borse all'epoca. Allora ci stiamo per avvicinare al momento di Ecovisioni. Allora prima di andare in pubblicità, visto che parleremo anche di dazi e dell'effetto Trump sui dazi, ma non solo, vediamo questo servizio che riguarda l'agricoltura. Da Padova le esportazioni verso gli Stati Uniti sono in crescita anche per il comparto agricolo, ragion per cui i preannunciati dazi americani intimoriscono i produttori. È soltanto uno dei settori che potrebbe essere colpito dai dazi. Vediamo questo servizio, poi pubblicità e poi Ecovisioni. La produzione veneta, la produzione anche padovana di grossa eccellenza, il Made in Italy di grossa eccellenza, soprattutto per i paesi americani. Noi abbiamo il vino, abbiamo il formaggio, abbiamo l'asiago, il montasio, e quindi prodotti di grande qualità. Attendiamo e valutiamo insieme con l'Europa ovviamente le contromisure che eventualmente si devono adottare. I dazi sono comunque un elemento di negatività sia per quanto riguarda l'America e sia per quanto riguarda l'Europa. Oggi c'è la necessità di un libero scambio e soprattutto di valorizzare i nostri prodotti. Spaventano i dazi annunciati dal presidente USA Donald Trump. Per il comparto agricolo padovano le esportazioni nel 2024 hanno sfiorato il valore complessivo di €1 miliardo, registrando l'aumento del 7% rispetto all'anno prima. C'è una forte preoccupazione da parte soprattutto dei nostri produttori di vino e anche altri produttori su questo. I dazi possono essere un elemento di negatività del settore dell'agricoltura. Oggi vi è necessità sempre di più però di valorizzare i nostri prodotti. Noi non temiamo il libero scambio, il libero mercato, perché i nostri prodotti sono prodotti di qualità, e questo vuol dire che soprattutto anche la popolazione, i cittadini extra UE vanno alla ricerca di prodotti italiani, perché è marchio di grande qualità e sobrietà del nostro prodotto, e questa è una garanzia di tutto. Il Made in Italy è un elemento determinante per i nostri produttori, è un elemento determinante anche per la vendita e la sicurezza alimentare. L'associazione di categoria degli agricoltori avvisa: l'Europa deve restare unita e presente nel discutere con l'America, mentre il governo italiano deve porre al centro la valorizzazione dei prodotti nazionali. Dobbiamo far sì che i nostri prodotti
prodotti siano anche valorizzati nella maniera corretta, e dobbiamo, nel momento in cui si fa il libero scambio con altri paesi europei e extraeuropei, dobbiamo far sì che questi abbiano le stesse regole di produzione per quanto riguarda i nostri prodotti italiani. I nostri prodotti sono super controllati. Ecco Visioni, come preannunciato all'inizio della nostra giornata di oggi, della prima edizione, si parla dell'effetto Trump, si parla dei dazi, si parla anche degli effetti proprio concreti sulle nostre bollette, sulla geopolitica, sul clima appena insediato e già subito fa discutere su più fronti Donald Trump. Allora buongiorno e ben ritrovato Andrea Ferrazzi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. L'ospite di oggi collegato via Skype è Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione Sussidiarietà. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto le chiedo che cos'è la Fondazione Sussidiarietà. Fondazione Sussidiarietà è fondazione che ha come scopo lo studio, sviluppo e implementazione della sussidiarietà in Italia, che vuol dire, con uno slogan, costruire l'Italia dal basso attraverso la partecipazione dei cittadini con le loro realtà sociali, che possono collaborare attivamente con le realtà pubbliche, come dice l'ultima sentenza della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata, in modo tale che a ogni bisogno risponda l'ente più vicino, più utile, centrale, locale, pubblico, privato, e quindi l'interesse del cittadino sia al centro della vita sociale, economica e politica. Allora, il tema di oggi si intreccia molto con il sociale, con le conseguenze che possono avere per tutti i cittadini le decisioni che arrivano dagli Stati Uniti. Ferrazzi, partiamo da qui perché è importante fare un punto. Trump che annuncia a spron battuto dazi Canada, Messico, Cina, li sospende, annuncia dazi in Europa. Abbiamo visto anche nel servizio precedente anche l'agricoltura tra i tanti comparti che è molto preoccupato. Intanto Palazzo Chigi, il governo vara un documento programmatico proprio sui dazi con l'obiettivo di ridurre le dipendenze esterne e commerciali e puntare lo sguardo altrove, un po' quello che stanno dicendo i vari settori economici anche del nostro territorio. Dobbiamo trovare un piano B. Intanto partiamo dai dati. Ma i dati sono di una stretta interconnessione tra l'economia dell'Unione Europea e quella degli Stati Uniti. È vero che è in corso ormai da alcuni decenni uno spostamento del baricentro del commercio internazionale, quindi della produzione del valore, diciamo dall'Occidente classico, quindi dall'Atlantico all'Indo-Pacifico, no? Perché lì si sta costruendo il nuovo baricentro del mondo. Però è anche vero che il commercio internazionale, quello di scambi tra Stati Uniti ed Europa, è comunque il 30% del totale, ed è anche vero che l'Unione Europea, con i suoi 450 milioni di abitanti, è il mercato più ricco a livello mondiale. E questo certamente è un elemento da valutare molto positivamente per l'Unione Europea, accanto al fatto che ci sono delle debolezze strutturali. Cioè, mentre gli Stati Uniti hanno un'autosufficienza dal punto di vista della tecnologia, l'abbiamo più volte approfondita durante questa trasmissione, dal punto di vista della sicurezza militare e dell'autonomia anche energetica, ebbene l'Unione Europea sappiamo benissimo che invece è assolutamente deficitaria in tutto questo. E questo apre degli scenari inediti, soprattutto legati alla politica di Trump, che è una politica assolutamente nuova da alcuni punti di vista e assolutamente aggressiva anche nei confronti dell'Unione Europea, che è un partner strategico e storico degli Stati Uniti. Perché che Trump ponga dazi nei confronti della Cina non è una novità. Voglio ricordare che Biden aveva posto dazi in innumerevoli settori, e tra cui il 100%, tra questi il 100% per le auto elettriche nei confronti della Cina. Ma il fatto che invece Trump minacci
e probabilmente atto anche dei dazi potenti nei confronti di alleati storici, questo è un inedito che apre degli scenari assolutamente, insomma, anche molto pericolosi per il nostro continente. Che strategia è quella di Trump, di questa aggressività? Perché molti analisti hanno detto rischia davvero di ritorcerglisi contro. Allora sappiamo che Trump è tutto fuorché stupido, allora che strategia è questa aggressività da sceriffo? Io ricordo quando fu eletto per la prima volta 8 anni fa un editoriale molto interessante di un giornale statunitense che diceva: guardate che Trump è un politico jazz, cioè inventa di volta in volta. Non immaginatevi uno che fa lunga programmazione, strategia pianificata, ma è capace di dire tutto e il contrario di tutto a seconda di quello che sta avvenendo. Ed è un po' quello che è successo quando è fatto il presidente, ed è quello che sta succedendo adesso in maniera molto accelerata, molto più potente rispetto ai primi, 4 anni. È una strategia, non lo so, primo elemento, certamente mette in forte difficoltà l'Unione Europea, quindi l'Italia, perché noi siamo tra i 27 paesi dell'Unione Europea al secondo posto come esportazione dei nostri prodotti negli Stati Uniti, subito dopo la Germania. E per stare nel nostro territorio il Veneto è la 4ª regione per scambio e per esportazione con gli Stati Uniti, 7 miliardi all'anno. Con le altre regioni del nord Italia fondamentalmente più la Toscana. Quindi è di ogni evidenza che dazi di Trump nei confronti dell'Unione Europea vuol dire impoverimento del nostro territorio, a meno che non ci sia appunto un girarsi da un'altra parte e cercare alleanze strategiche con altri paesi. Guardi che sta succedendo un po' questo, perché la BRICS non è più la BRICS di 10-15 anni fa. Il G7 è stato superato anche dal punto di vista del PIL interno della BRICS. La Cina sorniona pianifica da tempo posizioni strategiche che la stanno facendo emergere come nuova potenza anche economica mondiale. Non sta reagendo con isterismo agli attacchi di Trump, tutt'altro. E guardi che diventa, da 2 punti di vista interessante per la Cina quello che sta facendo Trump. Primo, perché fortifica il suo ruolo di guida della BRICS nella politica e quindi nella geopolitica internazionale a fronte di questa, irosità e aggressività allarmante per molti paesi di Trump. Secondo, perché nel momento in cui Trump pone dei dazi nei confronti dell'Unione Europea, l'Unione Europea ha tutto l'interesse, se non politico, economico, di aprire i mercati alla produzione cinese, ed è esattamente quello che vuole il Presidente. Terzo passaggio, ci sono già degli indicatori in questo. Per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, non solo la Presidente della Commissione, ma tutta la Commissione andrà in missione in un paese. Non era mai successo. Sa qual è questo paese? L'India. È significativo, è molto significativo. Questo è molto significativo. Trump deve stare molto attento. Quindi la Cina potrebbe beneficiare di questa situazione? Lo sta già facendo? Secondo me assolutamente sì, lo sta già facendo dal punto di vista politico, lo sta già facendo dal punto di vista economico. Ricadute sul territorio, Vittadini, voi dal vostro osservatorio importante, come vedete gli effetti, lo diceva prima Ferrazzi, dazi, a meno che poi non si adotti questa strategia di piano B, guardare altrove, nell'immediato, se poi verranno applicati davvero così, impoverimento del territorio, e questo diventa un elemento sociale. Non sentiamo l'audio, deve attaccare l'audio. Ecco. Indipendentemente dai dazi di Trump, noi dobbiamo cambiare. La nostra economia è divisa in 2, una fortemente produttiva, l'altra parte che è molto molto in crisi. Il tema è che ci vuole una nuova rivoluzione industriale in Italia, perché i dazi possono essere superati se noi abbiamo la capacità di creare nuovi prodotti col nostro stile della media impresa o della multinazionale tascabile, della piccola impresa, e quindi diventare attrattivi. Se noi pensiamo solo di essere passivi rispetto a quello che fa Trump o altro, anche se Trump non facesse niente,
decliniamo. Il problema è un cambiamento fortissimo dal punto di vista dell'investimento in capitale umano e di industrie capaci di creare novità. Noi siamo capaci di creare nuovi prodotti che poi magari diventano enormi dal punto di vista produttivo altrove, ma questo è il fattore fondamentale. Ecco, dai vostri dati, dalla vostra attività, adesso la situazione com'è? La situazione è abbastanza simboleggiata dal blocco, dallo zero in termini di crescita dell'industria manifatturiera. Cioè noi siamo ancora tributari della Germania, se la Germania va in crisi noi andiamo in crisi. C'è una parte delle imprese che sono produttive, io dico che la questione sintetica è la varianza, perché alcune imprese vanno moltissimo e altre non vanno. Il problema è proprio capire questa differenza, smetterla di avere politiche economiche generalistiche e tornare a una politica industriale che valorizzi ciò che va. Per non parlare dell'industria ma di altro, pensate alla vostra zona dell'UNESCO, del Prosecco. Cosa ha voluto dire l'investimento in un prodotto che è diventato concorrenziale, questo in campo agroalimentare, degli spumanti francesi. E questo bisogna farlo dappertutto, perché fino a quando si faceva del vino sfuso eravamo perdenti. Questo è ciò che dobbiamo fare, la politica industriale, dal basso. In tutto questo come si inserisce la transizione ecologica, per esempio, in questo sviluppo? La transizione ecologica è uno dei grandi vettori che nessun governo riuscirà a bloccare, no? Perché quello che sta avvenendo a livello internazionale, a livello mondiale, anche nei nostri territori, è talmente macroscopico che uno può anche tapparsi le orecchie e chiudere gli occhi, ma poi quando arriva una catastrofe ormai sono all'ordine del giorno e non puoi non rendertene conto. E Trump diciamo che se ne sta beatamente disinteressando, per usare un eufemismo, era già uscito dal patto di Parigi, ha annunciato, anzi è già uscito di fatto anche adesso, cioè ha dato avvio a tutta la procedura che in circa 12 mesi porterà gli Stati Uniti ad uscire dal patto e si troverà da questo punto di vista in assoluta solitudine, perché gli unici paesi che non hanno sottoscritto il patto della riduzione della temperatura da 1,5 a 2 gradi centigradi da qua al 2100 sono lo Yemen, sono la Libia e sono l'Iran, a cui adesso appunto si affiancano gli Stati Uniti. Quando gli Stati Uniti uscirono dal patto nella prima amministrazione Trump, non furono seguiti da nessuno, speriamo che questo avvenga comunque, ma certamente è un problema serissimo. È un problema serissimo perché gli Stati Uniti sono il secondo emettitore di emissioni climalteranti a livello mondiale, sono i primi emettitori nel corso di tutto il Novecento, quindi a livello storico, quindi lo stock già presente in atmosfera vede gli Stati Uniti come i primi e maggiori responsabili e quindi perdere un punto di riferimento nella transizione, nella lotta al cambiamento climatico come gli Stati Uniti è certamente un problema serio. Peraltro la Casa Bianca ha tagliato i fondi ambientali e punta anche a ribaltare le analisi scientifiche sui cambiamenti climatici, vuole fare sostanzialmente del negazionismo o qualcosa di concreto in America, ma sa, cioè le rilevazioni, no? Questo era già successo anche nella prima amministrazione, adesso ci sono segnali che questo riaccade in maniera ancora più marcata. Addirittura i dati statistici verrebbero di fatto negati, non resi pubblici, gli uffici preposti verrebbero di fatto chiusi e quindi tutte le scelte politiche che dovrebbero da questo punto di vista partire proprio dal numero, dalla scienza, dei dati quantitativi, del dato di realtà, verrebbero sottaciuti in nome cosa? Questa sì, di una nuova ideologia. Altro che ideologia di coloro che vogliono combattere il cambiamento climatico. Qui emerge l'ideologia del negazionismo. Poi per pensare male ci si può anche porre la domanda, ma perché? A chi conviene? Certamente quando Trump ripete come un mantra durante la campagna elettorale drill baby drill, cioè ragazzi avanti, facciamo, trivelliamo, certamente le compagnie del gas, del petrolio hanno tutti gli interessi che questo avvenga, hanno finanziato la campagna elettorale di Trump con appunto finanziamenti miliardari, hanno avuto come risposta la promessa di tagli
delle tasse, quindi di agevolazioni fiscali almeno pari ai finanziamenti. E se lei pensa a quello che sta succedendo col GNL, è esattamente questo. Trump sta cercando di forzare l'Unione Europea anche usando i dazi per costringere l'Unione Europea a importare sempre di più il gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti. Gas che costa tantissimo e costa tantissimo non a un concetto generale al sistema, costa poi alle nostre famiglie, alle nostre imprese. Proprio di questi giorni, peraltro, l'allarme del ministro Pichetto Fratin, che è stato uno dei nostri ospiti durante le nostre trasmissioni, l'allarme è proprio sulle bollette del gas dei prossimi mesi, una preoccupazione forte. I prezzi del gas quest'anno saranno più alti rispetto al 2024, arrivando tra i 40 e i 50 euro al megawattora. Allarme lanciato dalla Commissione Europea spiegando che sul mercato pesa la fine delle forniture dalla Russia. C'è anche questo fronte qui. Beh, questa settimana penso che sia andati a 54 euro al megawattora. Voglio ricordare che normalmente siamo sui 17-20 euro al massimo, quindi vuol dire più che un raddoppio. Frattini dice che il governo deve intervenire con sistemi, diciamo, di sostegno alle famiglie e alle imprese, bisogna vedere dove trovano i soldi, perché questi sono finanziamenti, sovvenzioni miliardarie. Si pone il tema che abbiamo più volte rimarcato dell'autonomia energetica del nostro paese. Giustissimo togliersi dalla dipendenza del gas russo, ma se dobbiamo ricadere nelle minacce di Trump o ancora peggio dal gas algerino oppure del corno africano, beh, si apre qualche problemino anche lì, o no? Di carattere geopolitico e di carattere economico molto concreto per le nostre tasche. Vittadini, di fronte a un colosso come gli Stati Uniti che prende una direzione ben precisa, o almeno così sembra, l'Europa da sola ce la può fare oppure no? Innanzitutto l'Europa ce la deve fare assieme. Io sono molto critico sull'idea che uno vada alle della presidenza da solo, perché è come se io dicessi a una persona vieni tu ma non tua moglie, e la moglie si arrabbia. Quindi il problema è innanzitutto l'Europa insieme, non singoli, perché poi la si paga. Secondo aspetto, deve essere un'Europa che reinveste in quello che noi abbiamo come unico e peculiare fatto in tutto il mondo, la persona vista nella sua integralità, un welfare che è per non perdere nessuno. Noi spendiamo il 58% del welfare mondiale per l'8% della popolazione e quindi deve investire sul capitale umano inteso come nel modo nuovo del non cognitive skill, del character skill, della creatività, della capacità di costruire. Questo è lo specifico dell'Europa. Se l'Europa si dimentica questo, che la persona è al centro solo in Europa, perché in Cina, in India, nei BRICS, negli Stati Uniti si perdono pezzi di popolazione, ci sono mandarini che vivono e altri che muoiono. Allora l'Europa non è competitiva, ma se reinveste sull'idea di persona nella sua integralità, secondo la tradizione cristiana, socialista, comunista, liberale, cioè di valorizzazione della persona, allora l'Europa ce la può fare, ma deve distinguersi, perché tornando al discorso di prima, se la transizione è vista come una compliance e non come un'opportunità, come avviene, non si va da nessuna parte. Se non si ha al centro l'idea che la transizione è una possibilità perché tutti vivano in un mondo migliore, si perde. Secondo me la debolezza dell'Europa, oltre alla pericolosità della divisione, è non capire la sua originalità e aver cercato altro. Noi sull'altro saremo sempre perdenti. Abbiamo cercato di rincorrere anche in politica. Mi lasci dire, è l'ultimo esempio, non esiste, della Thatcher, dell'idea che l'uomo solo al comando che noi abbiamo nella Seconda Repubblica ha preso alla grande, oppure che in Europa è l'Europa degli stati e non l'Europa dei popoli. Noi siamo diversi. Questa diversità è una risorsa, ma se noi andiamo al traino di questo tipo di schema, l'uomo solo al comando, che è di tipo anglosassone, che non appartiene all'Europa continentale, noi saremo perdenti perché non avremo nessuna originalità. Ma se ogni persona voglio vedere uno che dice vado a abitare in Cina o negli Stati Uniti,
ma io non so se gli conviene. E investire sulle persone e quindi avere una propria originalità europea, investire sulle persone significa anche porre al centro un certo tipo di democrazia contro quella che, abbiamo detto nel titolo, Trump e i suoi fratelli, l'abbiamo intravisto anche nelle immagini dell'insediamento, Elon Musk, quella che sembra poter diventare l'incubo di una tecnocrazia autoritaria. E questo può essere anche la diversità dell'Europa? Beh, questo è un pericolo vero. Io sono rimasto, se devo dire, abbastanza impressionato dall'intervento del presidente Mattarella all'Università di Marsiglia di 2 giorni fa, proprio su questo. Ha fatto un'analisi della situazione, secondo me, molto lucida nella sua profonda preoccupazione. Perché veda, noi abbiamo tecnocrati che ormai hanno un potere immenso dal punto di vista economico, che sono diventati poi dei politici, ma fanno i loro interessi, non fanno gli interessi del popolo. Quello che sta avvenendo un po' paradossalmente è che il popolo vota coloro che poi fanno i loro interessi personali. Elon Musk è un cosiddetto uomo-stato, ha da solo la ricchezza ormai di un paese di medie dimensioni a livello mondiale. Ha la capacità di influenzare direttamente i singoli stati. Abbiamo visto 2 settimane fa, anzi l'altra settimana, col sistema Starlink dei propri satelliti, come può influenzare direttamente le telecomunicazioni degli stati, le guerre, le politiche di difesa, ed ha un monopolio privato, cioè siamo dinanzi ad un monopolio sul settore strategico per la nostra sicurezza nazionale, che non è un monopolio solo di uno Stato pubblico, che già sarebbe un enorme problema, ma è un monopolio di una persona privata, alla quale è stato conferito un compito anche pubblico. Ma questi oligarchi, secondo lei, di che faranno gli interessi? Allora l'Europa deve assolutamente compattarsi, come diceva Vittadini, su un progetto del tutto diverso, su un progetto di partecipazione, su un progetto di integrazione e però anche di efficacia. E deve in questa direzione moltiplicare e sviluppare la propria potenza economica. Può farlo, ma deve darsi una bella svegliata. Tra le cose che ha detto importanti Mattarella, la crisi economica mondiale del 1929 scosse le basi dell'economia globale e alimentò una spirale di protezionismo, di misure unilaterali con il progressivo erodersi delle alleanze. La libertà di commercio è sempre stata un elemento di intesa e di incontro. Molti stati non colsero la necessità di affrontare quella crisi in maniera coesa, adagiandosi invece su visioni ottocentesche, concentrandosi sulla dimensione domestica, al più contando sulle risorse di popoli asserviti d'oltremare. Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento poi in alcuni paesi. È tutta una catena. Vittadini, l'Elon Musk che dopo il MAGA crea il MEGA, Make Europe Great Again, la spaventa? Non mi spaventa se noi applichiamo quello che abbiamo fatto in questi anni. Secondo me quello che abbiamo fatto in questi anni è il piano Draghi e il piano Letta. Noi abbiamo la risposta a questo livello. Draghi imposta una nuova economia tutta sul capitale umano, sull'investimento in capitale umano inteso in senso nuovo, dei non cognitive skill, di queste cose, di questi tipi di fatto. Letta parla di un nuovo mercato che superi il neoliberismo, che è il cancro dell'Europa, perché l'Europa si è rovinata con lo schema neoliberista che non ci appartiene, invece di un'economia sociale, un'economia mista, un'economia partecipata, un'economia che permetta di avere anche dei campioni europei. Attuiamo questo piano, questi 2 piani, seguiamoli. Certo che se li prendiamo e li mettiamo da parte siamo perdenti. Se li vinciamo, io sono convinto che sono più interessanti delle sparate di Trump, perché sono di lungo periodo. Io ribadisco, il tema cruciale di questo momento della storia è rimettere al centro la persona nella sua integralità all'interno dell'economia e della politica, superando quelle visioni ancora settecentesche dell'egoismo dei singoli che attraverso la mano invisibile porta al benessere collettivo dello Stato psiano. Questo è qualcosa di nuovo, perché ciò che ha portato alla distruzione ecologica è stato il neoliberismo, ciò che ha portato alla disuguaglianza è stato il neoliberismo.
Da un certo punto di vista Trump è figlio di questo, e la Thatcher sono figli di questo mondo. Quindi noi dobbiamo attuare questo cambiamento culturale che diventa anche economico. È una ricetta questa, importante. Ma è una ricetta che parte tra l'altro dalle radici europee, no? Vittadini parlava della radice cristiana, ma potremmo dire appunto anche della cultura classica, ma anche di alcuni elementi fondamentali della rivoluzione francese, dell'umanesimo, della rivoluzione diciamo attorno al concetto di persona, del 400 e via dicendo. Sono tutti i pilastri della nostra civiltà che ci portano in direzione diametralmente opposta a questo modello. E guardi che però la sfida è di carattere planetario, perché il modello autocratico, il modello violento dell'aggressione, è un modello che si sta espandendo molto velocemente a livello mondiale. E alcuni dei paesi, anche la Cina, vedevano con grande interesse fino a pochi anni fa il modello della democrazia da un certo punto di vista, mentre adesso sono assolutamente convinti che il sistema anche politico, oltre a quello economico che è da loro fondato, è il sistema vincente e prevalente. Ma questo si sta espandendo, ma anche a livello, anche dentro il nostro continente, anche nell'Unione Europea. Il modello di Orban che dice, che teorizza e pratica la democrazia illiberale, che cos'è? C'è una democrazia che è solamente forma, cioè vai a votare, dopodiché vai a votare quando tutti i sistemi di comunicazione, per esempio, sono in mano solo a qualcuno, quando gli oppositori politici hanno poche possibilità di esprimersi, via dicendo. E poi vengono, come dire, messi in difficoltà tutti gli elementi che costituiscono davvero l'ossatura di una democrazia. I luoghi di partecipazione, le libertà di assemblee, la libertà delle università, la distinzione tra i poteri, tra il potere legislativo, esecutivo e quello della magistratura giudiziaria. Cioè, vede, la democrazia è una cosa che non nasce dalla mente di Giove, nel nostro paese, nel nostro continente è stata costruita attraverso una battaglia contro sistemi totalitari devastanti ed è stata affidata a noi, è una grandissima ricchezza ed è anche molto fragile, va curata, alimentata in continuazione. Ecco, a proposito di questo, perché il riprendere piede di questi tipi di sistemi aggressivi, autoritari, eccetera, perché si è arrivati a questo? C'è qualcosa che abbiamo sbagliato nel gestire la democrazia, che è molto fragile, va curata, non è stata curata abbastanza, perché non nasce così, no? questo cambio. I motivi possono essere innumerevoli, certamente alcuni di questi sono l'inefficacia diciamo, no? delle scelte. Per esempio, per stare nel nostro paese, da quanti decenni diciamo che sono fondamentali delle riforme anche istituzionali che non riusciamo a fare? Stiamo arrovellando polemichette, ma non riusciamo assolutamente ad attuarle. Questo certamente è una delle questioni da fare, cioè dobbiamo far sì che la democrazia diventi il luogo dell'espressione della libertà personale, individuale e collettiva e contemporaneamente abbia anche però la capacità di incidere attraverso l'efficacia e la velocità delle scelte. Vittadini, dobbiamo farci un esame di coscienza sul perché si tornano ad essere affascinanti questi, non per noi ovviamente, ma questi modelli politici trumpiani? Abbiamo ucciso la sussidiarietà e i corpi intermedi favorendo l'individualismo. Questa era la nostra forza, per cui non siamo diventati gli Stati Uniti, per cui c'è stato un benessere diffuso non solo dello Stato. Abbiamo fatto 30 anni uccidendo questi corpi intermedi e favorendo l'individualismo. Noi dobbiamo tornare, abbiamo fatto sì che i partiti non fossero espressione di questo, al punto tale che oggi votare un parlamentare non è espressione del popolo ma è espressione del segretario del partito. Noi dobbiamo riavvolgere la bobina in modo nuovo, ripartendo dall'educazione delle persone in questi corpi intermedi, dal passaggio ai corpi intermedi a partiti che esprimano questi soggetti e a rimettere al centro il Parlamento. Piuttosto che fare altre riforme, è il Parlamento che dobbiamo rimettere al centro. Il Parlamento non conta più nulla. E la nostra forza è proprio il Parlamento, che fa la politica industriale, che sta sui territori, che collabora, che dialoga, che migliora.
è esattamente il contrario di quello che abbiamo fatto negli ultimi 30 anni, destra, sinistra e centro. Quindi certo che è un esame di coscienza, ma bisogna riprendere su quello che è la nostra forza. Noi abbiamo una Costituzione che è nata da questo tipo di espressione e ha permesso di tenere unito un paese che era diviso ideologicamente. Noi dobbiamo ripartire in questo modo, che è originale, che è contro tutti, che è contro l'uomo solo al comando, che è contro il trumpismo e così via. Questa è la ripresa, è una ripresa culturale innanzitutto. Grazie, allora grazie a Giorgio Vittadini, il tempo è finito, grazie per essere stato con noi, è importante quello che ha detto, insomma, perché è l'unica via per trovare una scappatoia da quanto si sta creando intorno a noi. E ci aggiungo io, l'abbiamo detto tante volte, la via anche quella della transizione ecologica, dalla quale non si scappa perché è davvero l'unica via, ed è la via anche che ci farà stare meglio, non è una cosa di cui dobbiamo aver timore. La prossima settimana avremo Don Gianni Antoniazzi, che è della Fondazione Carpinetum, al cui interno ha quella straordinaria invenzione che sono i centri Don Vecchi a Venezia. È un'esperienza appunto di sussidiarietà, di attività di sostegno nei confronti delle marginalità, delle nuove povertà, nata dal basso. Un'esperienza unica a livello nazionale, un'esperienza che aiuta e sostiene migliaia di persone, dagli anziani alle famiglie più povere, ai marginali, e sarà interessantissimo con Don Gianni andare a verificare come si può costruire questo del basso per far fronte alla povertà, alla fragilità, alla solitudine in maniera appunto comunitaria. Allora entreremo proprio nel vivo della questione, il tempo è finito, vi lascio come sempre al meteo, poi Borgo Italia, poi alle 2:30 c'è il film, manco a dirlo, abbiamo parlato di autoritarismo, La marcia su Roma, un classico della commedia di Dino Risi che però guarda con chiave ironica un momento storico importante. Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, bastano solo questi due nomi per dirvi quanto importante è questo film, quindi dopo alle 2:30 non perdete il film. Arrivederci, grazie.